Ed eccoci nel nostro set dedicato allo speech CGIL del Veneto. Ben arrivato qui con noi Ugo Aggiollo, segretario speech CGIL Veneto. Grazie di essere qui con noi e di aiutarci, segretario, a comprendere quali sono le novità che sono state introdotte nel 2023, però di recente, e capire se poi hanno attuazione o meno, quali sono le criticità relative alla questione della non autosufficienza. È un problema, una questione molto importante, perché tantissimi anziani versano in questa situazione o sono il passo precedente, le famiglie sanno che cosa vuol dire. Allora, ci faccia lei un po' un quadro, semplificando il più possibile. Comunque voi ci avete anche delle slide che avete preparato e quindi in qualche modo vediamo anche di schematizzare il tutto. Prego. Intanto buongiorno a tutti. La questione nasce da una cosa positiva, ma che in realtà diventa anche poi un problema, nel senso che per fortuna la vita per tutti noi è aumentato il numero degli anni. E con questo però aumentano anche le situazioni di fragilità, le situazioni di non autosufficienza. E quindi come sindacato a livello unitario, ma anche come partiti, è stato chiesto insomma, al governo, al Parlamento, di legiferare rispetto al tema della non autosufficienza. Questo è stato fatto ancora nel 2022-2023. Si è arrivati alla fine del governo Draghi, proprio l'ultimo Consiglio dei Ministri del governo Draghi, ad approvare un progetto di legge che si chiama appunto Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, come vediamo dalla slide, che è stato poi approvato sostanzialmente all'unanimità nel marzo dell'anno scorso dal Parlamento italiano. È stata quindi un'eredità del governo precedente, ma che è stato assunto da tutto il Parlamento l'anno scorso. Allora, cosa prevedono queste deleghe? Che contenuto hanno? Questa è una legge delega estremamente ampia perché prevede nella buona sostanza di lavorare su, da un lato, l'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociosanitari e servizi sociali. Dall'altro quello di dare delle risposte a quelle che sono le esigenze delle famiglie, ma degli anziani in maniera particolare per quanto riguarda da un lato una vita attiva e dall'altro anche un accompagnamento rispetto alle condizioni di difficoltà fino alle situazioni vere e proprie di non autosufficienza. Certo. Questa legge in realtà prevedeva che entro il 31 gennaio del 2024 il governo emanasse una serie di decreti attuativi. Una serie di decreti attuativi che dovevano, diciamo, in qualche maniera tradurre quelli che erano i principi generali della legge 33 nelle cose che dovevano essere fatte materialmente dai vari soggetti istituzionali che appunto hanno queste competenze, quindi le regioni, le ULSS, i comuni, gli ATS e poi vedremo quando ci saranno, perché in realtà sono in fase di realizzazione e via via. Dicevo, questo governo doveva appunto emanare questi decreti. In realtà ci siamo trovati che il 25 gennaio del 2024 il governo ha emanato un unico decreto attuativo. E in questo decreto attuativo sostanzialmente fa un'operazione che
a noi ha sostanzialmente deluso, anzi ne fa due, ma una intanto la cito. E cioè, anziché assumere i decreti, li ha rinviati. Ha rinviato sostanzialmente o di 4 mesi o di 12 mesi l'adozione di questi decreti, scrivendo nella buona sostanza che ne dovranno essere fatti 17 nel prossimo futuro. Quindi vuol dire che intanto senza decreto attuativo questi provvedimenti a favore dell'assistenza sociale, delle politiche di aiuto economico alle famiglie, dove c'è questa cosa qua, i servizi di cura, sono sospesi, sono congelati, è così? Esattamente, o almeno non ci sono quelle novità che dovevano esserci. Nella buona sostanza il 2024 diventa, anziché l'anno dell'attuazione, un anno in cui le cose vengono differite. Dall'altro, la seconda questione che noi poniamo è la questione relativa al finanziamento, perché è evidente, insomma, che una legge così importante ha bisogno di avere finanziamenti aggiuntivi rispetto a quello che oggi c'è. Credo, insomma, che tutti capiscano la difficoltà di affrontare questi temi. In realtà questo decreto, appunto, che adesso è all'esame del Parlamento, che dicevo è stato approvato il 25 gennaio dal governo, in realtà fa due operazioni. Uno, sposta tutto al 1° gennaio 2025 anche in fase di sperimentazione. Due, non inserisce risorse nuove, ma semplicemente sposta un po' di risorse. Sposta un po' di risorse, sono 500 milioni di euro in 2 anni tra il 25 e il 26, dal fondo per la non autosufficienza, quindi da un fondo che già noi dicevamo essere totalmente incapace di rispondere a quelle che sono le esigenze, o fondi del PNRR prendendoli dalla missione 5, missione che già è stata in qualche maniera tagliata in sede di approvazione del bilancio dello Stato, e quindi nella buona sostanza non mette risorse aggiuntive, le sposta, sapendo che questo aumenterà oggettivamente le difficoltà che già c'erano rispetto agli altri capitoli. Terza questione, dicevo prima, l'unico intervento nuovo, se possiamo dirlo così, che è stato molto illustrato al momento dell'approvazione del decreto, cioè quello sul reddito universale. Cioè la prestazione universale sostanzialmente. Prestazione universale, sì, esatto, che fa un'operazione, dicevo prima, che da un lato la sposta al 1° gennaio 2025, per cui sarà erogata in via sperimentale per 2 anni, nel 25 e nel 26. Vediamo la slide successiva, infatti, perché allora questa, intanto per precisare, questa misura dovrebbe integrare l'indennità di accompagnamento o sostituirlo addirittura in tutto o in parte? Esatto. Ma la cosa che noi diciamo in realtà è che è assolutamente esigua, perché è vero che dovrebbe essere data ai cittadini, ma sono state inserite tanti vincoli, per cui secondo non l'esame che facciamo noi, ma secondo l'esame che fa lo stesso ufficio legislativo del Parlamento,
alla fine al massimo potrà essere erogato a 25.000 cittadini in tutta Italia. Sappiamo che gli anziani con problemi con autosufficienza sono circa 3 milioni, quindi in realtà andrà a coprire le esigenze dello 0,6% di chi poteva essere interessato. Perché l'altra limitazione Perché, è il reddito ISEE di sotto i per- 6.000 euro? perché va corrisposto solo ed esclusivamente a anziani che abbiano più di 80 anni, che abbiano una situazione di invalidità molto grave, che abbiano già l'indennità di accompagnamento e che abbiano un reddito ISEE inferiore ai 6.000 euro annui. È evidente, insomma, che una condizione di questo tipo riguarda solo ed esclusivamente degli anziani che siano non solo in situazione di non autosufficienza, ma anche sostanzialmente in situazione di indigenza, e quindi in realtà non dà una risposta alla stragrande maggioranza delle famiglie degli anziani che oggi vivono questa condizione di fragilità. Tra l'altro anche con un'operazione che noi in qualche maniera contestiamo anche rispetto alla stessa età. Perché questa soglia di età per dare questa indennità? Ci possono essere persone in situazione di non autosufficienza, in situazione grave, anche con un'età inferiore a quella che è stata indicata. Ecco, praticamente, siccome è un numero limitato di quelli che sono beneficiari, ne saranno beneficiari, siccome questi provvedimenti successivi ancora non sono pronti, ci vorrà del tempo, voi che cosa chiedete, cosa pensate di fare, cosa vi aspettate, insomma, o avete già interagito con il governo per chiedere spiegazioni, lumi a riguardo? Noi da questo punto di vista abbiamo già inviato e, tra l'altro come CGIL e CISL-UIL in questo caso, quindi in termini assolutamente unitari, sia al governo e sia al Parlamento che sta esaminando quelle che sono le nostre controproposte rispetto a tutto questo. Il tema però è sempre uno, nel senso che quello che a noi pare insomma, assolutamente evidente è che si abbia una grande difficoltà nel nostro paese a passare da quelle che sono delle indicazioni generali che sembrano essere condivise da tutte, a quelle che sono invece poi le pratiche che devono essere messe in atto. E questo è il grande tema. È evidente, insomma, che da un lato bisognerebbe assolutamente anticipare l'emanazione dei futuri decreti attuativi, e dall'altro bisognerebbe decidere in che modo far fronte in maniera molto più forte a quelle che sono le necessità le esigenze dei cittadini. che vengono assunte. Esatto. Segretario, io la ringrazio tantissimo, vi terremo aggiornati su questa situazione, grazie naturalmente alla collaborazione dello SPCGIL, le auguriamo buon proseguimento, buon lavoro e ci risentiamo per queste cose. Il tempo è letteralmente volato, avete visto, sono questioni molto molto importanti da tenere sott'occhio, soprattutto per quelle tante persone che possono essere coinvolte e interessati, perché poi le cose o si sanno e quindi si può fare istanza per ottenere certi benefici, se no si perdono e basta. Detto questo, cari telespettatori, vi lascio alla pubblicità, rientriamo in studio e cambiamo set, angolo e procediamo con le nostre interviste della serata. Grazie, grazie segretario.